Innanzitutto è stato fatto un monitoraggio dalla Commissione Pari Opportunità regionale in collaborazione con l'assessorato per monitorare prima di tutto e conoscere i dati, perché è evidente che prima di poter realizzare dei progetti è necessario assolutamente poter monitorare qual è la situazione. Uno studio che abbiamo già avuto modo di presentare, peraltro proprio verso fine anno, che ha portato alla ribalta, soprattutto per quanto riguarda la violenza sulla donna tra le mura domestiche, evidentemente che va ad unirsi a quello che è la situazione di emergenza invece contingente che stiamo vivendo e appunto dà uno spaccato, devo dire, anche preoccupante della nostra regione. Ma è del tutto evidente anche che sembra così preoccupante in proporzione ad altre regioni, anche perché qui vi è una sensibilità diversa e sicuramente la donna denuncia di più. Il vero problema rispetto a questo è la sicurezza, evidentemente, non solo del dopo denuncia, quindi del sapere dove le donne poi si possono in sicurezza rivolgere, perché è del tutto evidente che dopo che hanno sporto denuncia, il ritornare nel luogo dove si è subito, quindi tra le mura domestiche, la violenza, porta poi ad ulteriori episodi assai spiacevoli. E quindi proprio nelle prossime settimane, ne ho già avuto modo di parlarne con alcuni prefetti e alcuni questori, noi in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale proprio sulla violenza domestica, che peraltro ha sede a Verona, attiveremo un tavolo che non è il classico tavolo dove tutti si incontrano e parlano di un problema senza dare delle soluzioni. È un tavolo importante attivato appunto da noi in collaborazione con le prefetture, con le questure, con i medici del pronto soccorso, con i medici di base e con le forze dell'ordine, proprio per non solo con loro anche valutare qual è l'approccio alla donna che subisce violenza nel momento in cui sporge denuncia o si rivolge al medico o al pronto soccorso, per poter avere a volte anche un consiglio, una risposta, ma poi monitorare con loro tutte quelle situazioni già esistenti nelle nostre città, nei nostri paesi di accoglienza e poterle mettere in rete, quindi poter dare finalmente una risposta certa a un problema che, devo dire, sta crescendo in maniera esponenziale. Avremo modo di confrontarci appunto nel convegno di Verona anche con un territorio che, devo dire, si sta assolutamente attivando, perché molti sono i comuni, moltissimi sono gli sportelli che sono stati aperti, questo in rete anche con gli sportelli donna e i centri risorse che da tempo la Regione finanzia e che in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni sta dando sicuramente dei risultati assai positivi. Si tratta di metterli in rete e questo lo faremo sicuramente partendo dalla prossima settimana.